Presentata a Rovigo, al ridotto del Teatro Sociale, la ricerca La sala cinematografica nel Veneto, evoluzione e tendenze, realizzata da Agis ANEC, sezione interregionale delle Tre Venezie, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia ed in particolare avvalendosi del contributo del professor Francesco Casarin e del professor Andrea Ellero del Dipartimento di Management con il sostegno della Regione del Veneto. La giornata di oggi e la presentazione di questa ricerca, dichiara Cristiano Corazzari, assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto, ci permettono di fare alcune valutazioni in generale sul settore del cinema e uno sguardo più in dettaglio che riguarda il mercato dell'esercizio cinematografico interessato da una fase di transizione e passaggio alla proiezione digitale. Si è trattato di una rivoluzione tecnologica che ha messo in moto ingenti investimenti economici. Abbiamo così sostenuto le PMI venete negli investimenti destinati all'innovazione degli impianti che rappresentano per il territorio un'importante risorsa sia sotto il profilo economico che culturale. Le sale cinematografiche sono luoghi di incontro e di confronto, rappresentano un importante elemento del tessuto urbano e rappresentano elementi della nostra identità. Stiamo inoltre lavorando per dare operatività alla nuova legge sulla cultura, che comprende anche il cinema e continueremo a sostenere attraverso finanziamenti le nuove produzioni, oltre a proseguire con iniziative di qualità come il cinema con 3 euro. La ricerca ha avuto come oggetto l'analisi del mercato dell'esercizio cinematografico nel Veneto, con particolare riferimento all'evoluzione della sala cinematografica nel territorio di riferimento dal 1990 ad oggi. Sono stati presi in considerazione gli sviluppi della tipologia delle sale operanti e le loro performance di mercato. Inoltre sono stati considerati i dati relativi alle presenze e agli incassi del campione di riferimento individuato dalla Regione del Veneto, a confronto con il dato nazionale e quello delle regioni limitrofe Lombardia ed Emilia-Romagna. A fronte di una diminuzione delle presenze nel 2018, i dati più recenti evidenziano un recupero quasi totale nel corso del 2019, più 7,78%, attestandosi su 7.507.586, periodo ottobre 2018-settembre 2019. Il recupero è stato più marcato nelle strutture di grande dimensione, almeno 8 sale, che avevano tuttavia registrato una forte diminuzione nel corso del 2018. Dal punto di vista dei prezzi si assiste ad un aumento medio del 4,1% tra il 2017 e il 2019, rispetto ad un dato nazionale del 2,7%. La ricerca ha messo in evidenza in maniera molto precisa, conclude Os Noser, che il mondo del cinema veneto e in questo caso delle sale cinematografiche è in continuo movimento, sviluppo e crescita. Quali sono dunque gli obiettivi da raggiungere? In questo cammino sarà determinante la legge regionale per le attività culturali. Per la prima volta nella storia della Regione del Veneto abbiamo un emendamento che accanto allo spettacolo comprende anche il cinema. L'applicazione di questa norma prevede che tutte le attività siano comprese all'interno di una programmazione triennale di sviluppo e consolidamento. La programmazione guiderà l'innovazione del settore culturale del Veneto che dovrà agire come sistema unito.